La guerra in Ucraina ha cambiato le prospettive sotto molti punti di vista, a partire dalla visione delle aziende alle prese con i rincari che mettono a rischio la produttività. Ma la ricerca di nuove energie alternative verso un'indipendenza dell'Italia dagli altri paesi non può prescindere dal percorso di sostenibilità già avviato. Con 41.529 imprese green, il Veneto è la terza regione italiana per numero di aziende che tra il 2016 e il 2020 hanno investito sulla green economy e sulla sostenibilità. Rimane però un 37% di aziende venete metalmeccaniche e manifatturiere su un campione di 172 che ha dichiarato di non aver ancora realizzato alcuna azione per aumentare la propria sostenibilità. Anche per avvicinare queste realtà ai cambiamenti che il futuro richiede, per diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei comportamenti virtuosi per ridurre l'impatto sul pianeta, al Sant'Artemio di Treviso andrà in scena dal 16 al 20 maggio la prima edizione della Settimana della Sostenibilità di Assindustria Veneto Centro. Sarà l'occasione per far sedere allo stesso tavolo i soggetti coinvolti in questo processo, ma anche per creare un confronto generazionale tra gli imprenditori di ieri e quelli di domani con nuove start-up sostenibili. In un momento molto propizio, molto proficuo di condivisione dell'esperienza da una parte, della capacità della lettura dei numeri da una parte e da una visione, una freschezza di innovazione, di concetto appunto di sostenibilità dall'altra. Nella settimana della sostenibilità ogni mattina sarà dedicata all'incontro con le scuole perché è emerso come i ragazzi stiano già studiando temi di sviluppo sostenibile e lavorando a progetti concreti di miglioramento. Fare dialogare i ragazzi con alcune aziende che possono raccontare degli esempi di buone pratiche che vengono realizzate puntualmente nelle aziende della provincia di Treviso e Padova, affinché i ragazzi non solo studino e abbiano la possibilità di sperimentare, ma si rendano conto che ciò che stanno studiando, ciò che stanno sperimentando oggi è quotidianità.